Girgenti Acque comunica che il Consiglio di amministrazione della società, accolte le dimissioni del presidente Marco Campione, ha provveduto a nominare presidente pro tempore l'avvocato Diego Galluzzo, fino alla data della prossima assemblea dei soci, convocata per il prossimo 3 dicembre 2018. Galluzzo, già componente del Consiglio di amministrazione, tra i soggetti che risultano indagati per la vicenda dell'Assumificio, un maxi filone dove rientrava, come noto, anche l'ex prefetto di Agrigento Diomede, accusato proprio di aver rilasciato la certificazione antimafia alla società, oggi stroncata dal nuovo rappresentante del governo. Ed intanto che il Consiglio di amministrazione di Girgenti Acque ha deliberato di proporre ricorso amministrativo al provvedimento interdittivo, adesso toccherà all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, decidere del commissariamento della società, che comunque appartiene per più della metà a Marco Campione con il 51,85% delle quote azionarie. L'ex presidente ha più volte ribadito la volontà di vendere tutto, ma pare che queste quote azionarie, non è chiaro se tutte in parte, siano oggi poste a pegno dell'enorme debito di Girgenti Acque nei confronti di Sicilia Acque. Milioni e milioni di euro, si dice oltre 30, che sono già stati inseriti in un piano di rientro rispetto al quale le quote azionarie sono una garanzia del buon esito della vicenda.